Sportivi, siamo nell'intervallo della partita tra Caldiero e Vigasio. Qui accanto a me ho il vicepresidente regionale Carlo Franchi della federazione, quindi chiediamo un attimino le prospettive e quali obiettivi per la stagione in corso. Ovviamente stiamo vedendo di consolidare quello che è la posizione del calcio veneto, che è un calcio di primissimo piano. Il Comitato regionale Veneto è il secondo in Italia e siamo reduci dalle finali delle rappresentative nazionali, dei tornei nazionali, dove ci siamo ben piazzati al secondo posto e abbiamo perso le finali. Quindi il nostro obiettivo è che da questi campionati possano venire fuori giocatori che possano portare sempre più in alto il nome del Veneto. Bene, poi facciamo un po' il focus su Verona. Ricordiamo Verona, campionato di eccellenza. Allora, partiamo dalla Serie D, vabbè, che a livello nazionale abbiamo 3 squadre in Serie D, abbiamo 8 squadre su 16 nel girone di eccellenza, girone A, abbiamo un intero girone di promozione e praticamente 2 gironi di prima categoria. Qual è secondo lei l'elisir di questo successo? Ma non è il primo anno che il calcio veronese rappresenta un pilastro nel calcio veneto. Siamo al 22, le squadre dall'eccellenza alla seconda categoria sono il 22% di tutto il movimento calcistico dilettantistico. Sono ovviamente circa un quarto, quindi calcio veronese in primo piano, l'elisir, tante squadre. Noi siamo Verona è il comitato più grande assieme a è lì con Padova sostanzialmente, e c'è molta passione e quindi i numeri vengono fuori. C'è un bel numero di squadre del settore giovanile. Ricordo che la delegazione organizza dei tornei dove ci sono circa 750 squadre, quindi, a livello giovanile, quindi è tutta l'infa che arriva in alto. L'ultimo messaggio da dare un po' alle società nel rapporto con gli arbitri. Il rapporto con gli arbitri deve essere sempre corretto. Per quello che conosco io, partendo dal presidente regionale Vendramina, spinge sempre perché i suoi arbitri siano preparati e attenti in tutte le situazioni. Ovviamente arbitrare non è semplice e ci sono sempre occasioni dove l'arbitro può sbagliare, soprattutto laddove non ha gli assistenti, quindi da solo in campo. Quindi un'attenzione alle società verso questi aspetti, assicurando che il mondo arbitrale veneto sicuramente è preparato e all'altezza per i campionati. Bene, ringraziamo il vicepresidente Carlo Franchi, che lasciamo che si vada a gustare il secondo tempo della partita, e lo ringraziamo per l'intervista, nella speranza appunto che il comitato regionale, quindi le società venete, possano esprimere dei talenti da ritrovarsi poi nei campionati professionistici. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a tutti. Amici sportivi, siamo qui con Simone Daldegan e Mattia Maragna. Iniziamo. Allora, amici, soci, avversari in campo. In questo caso Mattia in campo non c'è stato e quindi l'ha vista da spettatore. Quindi diamo la parola prima a Mattia per capire come ha visto la partita dagli spogliatoi. Ma abbiamo fatto un tempo a testa, il primo tempo meglio noi, il secondo tempo meglio loro. Noi siamo stati un po' tanto e quindi poi loro con Avesani, fracasso avanti più veloci, tutto stava un po' meglio e quindi diciamo che l'hanno vinta lì, dai. Bene. Simone, guerriero in campo, l'anno scorso a Peano o quest'anno a Caldiero, sempre in centro della difesa a guidarla. Sì, sì, ha ragione Mattia, di punta faccio fatica, no? Dai, è stata una buona partita, un buon esordio, siamo contenti perché l'esordio dopo un anno che hanno fatto i ragazzi da protagonisti in promozione era bello cominciare così. Bene, allora li aspettiamo alla prima di ritorno, in campo tutti e due, Mattia, speriamo ci sia Mattia, quindi magari qualche paratona su qualche colpo di testa di Simone, magari ci può scappare il gol piuttosto che un autogol, non si sa mai, quindi l'importante è che i protagonisti li vediamo in campo. Gli facciamo in bocca al lupo a Mattia per un pronto recupero dall'infortunio e a Simone invece di mantenersi sempre in forma come oggi. Grazie ancora.